Dal 1983 solcano i cieli di Padova ed oggi si preparano a farlo con tanti nuovi turisti. Siamo a Pozzonovo, all'aviosuperficie dei Colli Euganei, sede dell'associazione Volo Ultraleggero. I 35 soci che la compongono provengono da tutto il Veneto e con i loro 17 mezzi da anni osservano la provincia da una prospettiva privilegiata. Per anni hanno collaborato con la Protezione Civile per ricerche di persone o animali nel territorio, avvistando principi di incendio sui colli o ancora durante la drammatica alluvione del 2010. Non solo emergenze. L'associazione, fondata da Claudio Bertazzo, da 20 anni cura un'apprezzata scuola di volo con il rilascio di un brevetto per il volo ultraleggero, riconosciuto a livello europeo. E da pochi anni il campovolo di Pozzonovo ha sviluppato un'anima turistica. Il discorso turistico è stato preso molto in considerazione anche a livello nazionale, nel senso di visitare alcuni campi volo, fermarsi una notte o due, visitare il territorio e ripartire. Quindi è molto interessante questo aspetto per il volo ultraleggero, anche perché dà una possibilità della visione del territorio economicamente fattibile, insomma. Da Pozzonovo il giro aereo dei Colli dura un'ora, il trasvolo del Delta del Po un'ora e mezza, ma con facilità si possono raggiungere anche Asiago e le Dolomiti. Un'opportunità nuova per il territorio padovano, un turismo lento con ampi margini di sviluppo e che da Pozzonovo può mostrare la bellezza del Veneto da un punto di vista privilegiato.